Napoli, nuovo accordo con il Frosinone? Annuncio di Angelozzi. Ciao napolitani, siamo Napoli dal cuore. Lasciate un like su questo video e iscrivetevi al canale così YouTube potrà avvisarvi dei prossimi video del canale. Grazie. Andiamo al video. Dopo la partita contro il Barcellona, il Napoli è tornato ad allenarsi presso il centro di allenamento SSCN Konami a Castelvolturno. Gli azzurri avranno l'opportunità di prepararsi meglio per la prossima partita di Serie A contro il Cagliari. Francesco Calzona, il nuovo allenatore del Napoli, avrà ovviamente l'opportunità di conoscersi meglio con la squadra. Finora, ha avuto solo un allenamento e mezzo per prepararsi alla sfida contro il Barcellona. Il risultato è stato favorevole al Napoli, che avrà la possibilità di cercare la qualificazione in territorio catalano tra meno di 3 settimane. Fino ad allora, il Napoli concentrerà i suoi sforzi sul campionato, cercando di salire in classifica e garantirsi la qualificazione alla prossima Champions League. La qualificazione è cruciale per il futuro del Napoli, sia per trattenere giocatori importanti che per aumentare la propria attrattiva sul mercato. Il mercato delle trasferimenti si è chiuso da poco, e il Napoli ha aggiunto 4 giocatori alla sua rosa: Pasquale Mazzocchi, Hamad Junior Traoré, Sion Donge e Leander Dendoncker. Tuttavia, il direttore sportivo attuale del Frosinone, Guido Angelozzi, ha parlato apertamente di un possibile accordo con il Napoli riguardante Marco Brescianini, sottolineando le abilità del giocatore nato nel 2000 per giocare in qualsiasi grande lega della Serie A. La discussione sulla fattibilità di questo accordo è in corso tra Napoli e Frosinone per Marco Brescianini. Angelozzi ha sottolineato che il giocatore ha il potenziale per eccellere in qualsiasi squadra della Serie A. Condividi la tua opinione, napoletani? Pensi che Marco Brescianini sarebbe un buona aggiunta alla nostra squadra? Lascia i tuoi commenti, metti un like al video e iscriviti al canale. Forza Napoli! Fino alla prossima!